Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle sibille interattive delle 10:30 col vostro Marietto. Mi sentite? Scrivetemi se nei commenti riuscite a sentirmi, perché sono in tester con questa piattaforma. Intanto salutiamo Lacrima, poi Cassiopea, l'Elisa che ci saluta, Elisa Sorrentino, l'Antonella, insomma c'è parecchio movimento. Io sento l'eco qui, voi mi sentite? Vediamo un po' se mi sentite. Sì, perfetto. Sì, sì, perfetto. Allora ho la conferma da due persone. Bene, come ogni live vi ricordo che oggi alle 4:30 avremo sibille interattive di Hildegard. Io purtroppo ho un ritorno perché ho fatto un errore col programma, però spero di migliorarmi. Bene, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi piace Lacrima che si è iscritta a Face e quindi ha capito come si fa. E iniziamo con la prima domanda. Vi ricordo anche che abbiamo, come si suol dire, dei prodotti che abbiamo sempre spinto, ad esempio il nostro ciondolo magico, mi raccomando, lo potete acquistare, basta che andate nel sito del capitano. Bene, detto questo, andiamo a vedere un po' le nuove amicizie che si sono aggiunte. Ridiamo con Jenny, ci saluta, bene. Mhm. E vediamo gli altri che si sono aggiunti. Beatrice, ciao. E Stella Azzurra, bene. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno, ma vediamo. Purtroppo ce ne sono. La Jenny mi scrive se vedo la sua richiesta. Il problema è che molto probabilmente se ne sono aggiunte altre. No, non la vedo. Vediamo con Jenny. Allora, partiamo con la prima domanda che è Antonella e dice: mi sono iscritta 2 giorni fa, bravo Antonella, no? Vorrei se possibile chiedere se entrerà nella mia vita un uomo con cui vivere un nuovo amore, grazie. Antonella è del 77. Io purtroppo nelle cuffie sento l'eco e non è piacevole, ho fatto un errore. Vediamo per Antonella. Vi ricordo che oggi alle 4:30 il The Garden. Bene. Per Antonella se entra un nuovo. Ma sembra che sta per nascere qualcosa di importante, Antonella. Sembra che proprio ci sia alle porte qualcosa di interessante. Non è male, perché questa sibilla qua è proprio l'unione e il bambino è una carta bellissima che sta a indicare la nascita di una nuova unione. Quindi il taglio è estremamente positivo. Voilà. Aspettate che metto via il cavo. Il passato, vedo che sospiri molto. Ma sembra che ci sia qualcosa. Allora, nel passato vedo che hai avuto, vedi, delle situazioni in cui non so se sei stata lasciata, però c'è qualcosa che non va. Sembra che ti abbiano rubato qualcosa. Vedi anche questa carta qua, che è una carta pesante, no, fa capire che la situazione non era proprio facile. C'è stato un tentativo, ma forse era qualcosa di clandestino, non so, però nel passato effettivamente, ultimamente non è stato facile. Il presente, tu mi hai chiesto di uomini, allora io non so se tu sei stata sposata o sei sposata, o qui c'è una donna sposata e visto che non ti conosco è da 2 giorni che sei arrivato sul nostro canale, non hai dato nessun tipo di altra informazione, non so se tu hai figli, però vedo che
in segreto vedo due personaggi. Potrebbe essere intrapreso in due o tre modi questa faccenda. O c'è un uomo molto importante che ti vuole bene, in segreto, e dopo la cosa si raffredderà, oppure sono due uomini, no? Uno che ti vuole molto bene e uno che è una vecchia conoscenza. Si potrebbero intraprendere in queste due direzioni. Però vedo che nel futuro ci saranno cose che non ti hanno detto e tu stai aspettando qualcuno che già conosci. Quindi la linea presente è un grande punto di domanda, proprio perché non so se tu hai dei figli, sei una donna sposata o sei stata sposata. Vedo che c'è della forza da mettere, dei segreti, e vedo questi due personaggi che ci sono, che ti guardano. Un uomo molto importante e un altro che potrebbe essere del passato. Poi nella linea del futuro c'è qualcuno che ti dice qualcosa che non è vero e vedo che tu lo stai aspettando, lo hai già conosciuto, è una carta vincente, però un grande punto di domanda perché forse ti hai detto delle bugie quando tu non te lo aspettavi. Poi andiamo avanti e cosa vedo? Entra in scena un uomo giovane, molto volenteroso, però attenzione perché dice bugie e, andrà tutto in acqua, cioè nel senso non si concluderà niente, proprio perché tu stai aspettando un uomo che hai già avuto. La conclusione, la finale, com'è? Fedeltà, amore, c'è qualcuno che ti pensa in modo importante e molto probabilmente potrebbe essere o il gran signore che in questo momento stai conoscendo, conoscerai, oppure una vecchia fiamma che però stai attenta, dice tante bugie. Una cosa importante è che nel futuro entro massimo 12 mesi, ma diciamo che tra 6 mesi e 9 mesi è attendibile, no? Io vedo che ci sarà sicuramente qualcuno che pensa a te in un modo molto forte. Quindi direi di sì, ci sarà qualcosa di interessante, di importante, ma non è sicuramente quello giovane, perché quello lì è un disastro. Quindi se ne incontri uno più giovane di te, stagli lontano. Mhm. Bene, andiamo avanti con la prossima domanda. Vediamo un po', vediamo un po' le domande che sono state fatte, perché sono tante domande, e ce n'è una di Elisa Sorrentino. Ciao tesoro, grazie, grazie, ha capito l'uomo, eh? Posso sapere se c'è un ritorno di Daniele? Sì, però Elisa devi mettermi la tua data, perché se no non è ricevibile, cioè dovete mettermi, l'ho sempre detto, le date di tutte e due le persone. Passiamo alla prossima. Appunto c'è Lacrima che si è iscritta a Facebook, poi Elisa, mi raccomando, devi scrivere il nome di tutto e due. E c'è Cassiopea. Buongiorno. Buongiorno, è Marietto qua, vabbè. Mm. Vediamo un po'. Allora, ricordatevi, vedete, Elisa, lei ha scritto le date giuste, quindi è accettabile. Mm. Ah, adesso l'Elisa l'ha messa, ma è troppo tardi, adesso devi aspettare. Lo diciamo, l'abbiamo sempre detto nei diretti, dovete sempre mettere le date, le scritte in tutte le lingue, se volete almeno una risposta accettabile. Quindi facciamo la nostra Casio 60, si chiama Francesca, nata il 580, parla comincia. Casio Francesca e Vincenzo. Va bene, vediamo se parla il vostro rapporto che è finito.
Sembra qui che effettivamente questo amore ha avuto un blocco importante, ha avuto una situazione, insomma, che sembra quasi che sia arrivato un funerale. La domanda è se questa ragazza parla con suo padre della rottura e vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Per parlare parla. E allora, il passato ormai sappiamo com'è andata, vedi, si è conclusa. Io non so se sei tu che piangi, comunque la domanda era se questa donna parla con il padre di voi. Vedo che tu molto probabilmente ti piacerebbe ancora che lui tornasse. Il passato ok, si vede che è concluso. Il presente si vede che la ragazza, non so, parla in un modo malinconico, vedi? C'è questa situazione e io lo vedo lui che guarda, e però vedi ci sono tre sibille, certamente se parla, lui vede la cosa in modo difficile, mannaggia, vedi? C'è morte, falsità forte. Poi per parlare parla perché vedi c'è giovane fanciulla che è triste e lui che valuta e vede un disastro. Io non so in che modo gli parlerà, però sicuramente queste calle fanno capire che è una cosa pesante spessa, vedi Cassio? Poi nascosto. Allora, sembra quasi, no, che lei di nascosto guardi che tu te ne sei andata e vorrebbe che in fondo, insomma, riusciresti a ritornare. Però sai, non ho altre informazioni, c'è una domanda secca e qui si vede che lui molto, molto giù, cioè vede la vostra separazione in modo estremamente pesante. Comunque lei parla sì, cavoli se parla, e anche in modo come se fosse un funerale. E lui, appunto, vedi, poi ladro, lei che sospira, potresti anche essere tu che sospiri che l'hai visto andare via, però sembra quasi che ci sia un ritorno, non so, però questo è il futuro, eh. Per il momento sì, sembra proprio che lei parlerà nel futuro, però lui lo vedo un po' troppo tirchio di sentimenti, un narcisetto nel futuro, che sembrerà che guardi tutto nero. Almeno le sibille danno questa indicazione adesso, poi chiaro, non conoscendo bene tutta la situazione. Allora, l'Elisa Sorrentino che attende, vabbè, la contentiamo perché è la prima volta. Poi, ripeto, per user Facebook vi dovete iscrivere a StreamYard che è sopra. Sopra il video c'è l'iscrizione gratuita, come ha fatto ad esempio Antonella. Vedete, Antonella si è iscritta, è gratis, non è morta, è qui con noi. Quindi tutti... Oh, Giuseppe, vedete, si è iscritto. Bene, quindi riprendiamo la nostra Elisa, che dice... Ciao tesoro, allora Daniele del 74 e lei, vediamo un po', e lei è del 70 e ci ringrazia per esatto. Adesso andiamo a vedere. Ciao, se c'è un ritorno del Daniele, vediamo un po' se il Daniele torna da Elisa. Vi ricordo che se volete un consulto privato sono 20 euro 45 minuti, contattabile tramite Telegram o WhatsApp. Vediamo un po' la nostra Elisa. E oggi alle
16:30 ci sarà il The Garden. Sembra che queste sono belle sibille, sono sibille incoraggianti, sono sibille che lasciano sicuramente un segno positivo, sono sibille che ci fanno capire che c'è una grande possibilità. Vediamo se c'è il ritorno. E ti vedo piangere, sei una donna forte, però questa situazione ti ha fatto piangere. Ma sembra che il ritorno ci sia. Allora, nel passato, ok, tu l'hai aspettato, molto probabilmente lui o era sposato, o tu eri sposato, però c'è di mezzo una donna sposata. E lui effettivamente nel passato si è sempre comportato come una persona importante per la tua vita. Poi purtroppo non so se sono entrate in scena altri personaggi femminili, no? Ma vedo che tu hai avuto delle conoscenze e ti sei messa a piangere. Quindi sembra quasi che tu hai avuto un momento di informazioni e ti sei messo a piangere e sei sempre una donna forte, però la cosa sembra che sia morta lì nel presente. Nel futuro vedo che c'è una novità, molto probabilmente lui tornerà in un certo senso a corteggiarti, no? Sembra che ci sia questo ritorno. Vedo anche che lui valuta che sei una persona importante per lui, intellettualmente, materialmente, tutto, però valuta, non è che è un tipo, è un tipo che insomma non è che questo ritorno lo farà senza essere un pochettino, come si suol dire, eh, guarda un po' il suo tornaconto, insomma, perché ha anche paura molto probabilmente, o è geloso, no? O ha paura di perdere dei soldi. C'è questa carta qua che, non conoscendo bene la tua situazione, no? Si può interpretare in più modi. Quindi diciamo che lui a un certo punto tornerà, tornerà e cercherà di capire se la cosa torna a suo vantaggio. Certo, il finale è dalla tua parte, vedi? Ci saranno cose non dette, però ci dice che lui molto probabilmente c'è questo ritorno, vedi? Il sacerdote è anche la persona che torna e ci sono queste due sibille molto importanti. Non è per domani, però certamente se qui era una figura di un gran signore, dopo sembrerà quasi che lui valuti bene se la cosa gli torna a vantaggio per lui. Certo farà sicuramente una gran sviolinata e alla fine, no, ci saranno cose che da mettere a posto, però il finale è vittorioso. La domanda era strettamente se lui torna. Chiaramente, non conoscendo bene la tua situazione, ho visto altre figure, ma la domanda era quella. Io ho risposto su quello. Andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo un po' le prossime domandine, perché è una piattaforma che scrivono sia da Face che dal tubo, quindi naturalmente c'è la nostra Hilde che ci saluta tutti, che ci segue e oggi sarà alle 16:30 online sempre su questa piattaforma. Mi raccomando, se non riesco a rispondere a voi, oggi a 16:30 ci sarà la nostra Hilde. Allora, andiamo avanti. Elisa fatta, Cassiopea l'abbiamo fatta. Allora, vediamo. Qui c'è Stella Azzurra del 72. Va bene, vediamo un po' se troverà un amore importante della sua vita. Vediamo un po'.
che il taglio c'è un cambiamento e bisogna usare un po' di strategie. C'è un cambiamento in atto e bisogna trovare un po' di strategie per raggiungere l'obiettivo. Vedi, il militare è sempre di una persona intelligente, strategica, segreta, che usa la forza. Il viaggio è sempre un cambiamento di posizione positiva in questo caso, perché il militare ti sta a indicare che dovrai usare strategie nuove, magari essere più severa nelle valutazioni. Ma io vedo che c'è qualcosa di importante, però non va in porto. Vediamo un po'. Allora, vediamo per la nostra Cinzia, la Cinzetta. Allora, nel passato, molto probabilmente, c'è stato un uomo importante nella tua vita, qualcuno di peso, ti voleva anche molto bene. Poi c'è stato un gelo importante, qualcuno dei due era orgoglioso e c'è stato proprio un blocco. Adesso nel presente io vedo che c'è un'amica molto probabilmente che ti vuole aiutare, tu hai superato bene quel periodo fondamentalmente e vedo che a livello sentimentale, fisico, c'è qualcosa che non va. Io adesso non so se tu hai dei figli, ma entrerà in scena una comunicazione o avrai delle informazioni, o sei tu che avrai delle informazioni importanti e vedo un uomo giovane nel futuro che ti farà una bella corte. Però attenzione, ne vedo più di uno, ne vedo due, forse anche nell'ambito lavorativo o un libero professionista. Però attenzione che sono due o tre che in futuro potrei... Però non vedo personaggi di spicco importanti, infatti vedi poi c'è la disgrazia. Uno è un artista di grande qualità, cade sempre in piedi, ma a livello economico è un disastro. L'altro invece sarà un soggetto libero professionista o nell'ambito lavorativo, ma sarà un tipo narcisista, attaccato alla materialità. Quindi io vedo tre soggetti che entrano in scena, ma il santo non vale candela. Il finale com'è? Nel tuo cerchio di amicizie, molto probabilmente di nascosto, ci sarà un ritorno e tu avrai paura di perderlo, cioè qualcuno che conosci già. Cioè praticamente nel futuro conoscerai più persone, ma il santo non vale la candela, e molto probabilmente nel cerchio delle amicizie conoscerai qualcuno che è già conosciuto, nel senso che è una vecchia fiamma, e di nascosto molto probabilmente avrete un ritorno, qualcosa di importante. E tu però devi stare attenta perché avrai paura di perderlo di nuovo. Quindi sì, di uomini ne vediamo, ma il santo non vale la candela e alla fine si va sull'usato sicuro, qualcuno che effettivamente vale la pena impegnarsi. Bene, e adesso vediamo un po' la nostra Beatrice. Allora, Beatrice è 69 e Giovanni Andrea è una persona del 66 e chiedi se ritornate insieme. Va bene, è chiara la domanda. E rispondiamo. Tu sei una donna forte, più di quello che vuol far credere, però lui insomma è lì che guarda, però è in difesa, non è spinto, è un tipo che guarda, è in attesa. Il passato ormai abbiamo visto.
Allora, vediamo, il passato l'abbiamo visto, ci sono stati degli acuti, però mi sembra che lui era un tipo narcisista, infatti la cosa si è chiusa. Mm, C'è stato dei momenti, magari, non so se clandestini, però sembra quasi che c'era, però non erano importantissimi per lui, dico per lui chiaramente. E infatti la cosa qui è andata male. Nel presente vediamo invece che la situazione sembra quasi che nel tuo cerchio di amicizie tu sei molto speranzosa che lui torna, però vedi c'è o qualcuno che te lo vuole rubare o vedi qua per lui sembra quasi che sia finito, è, è quasi un funerale, cioè lui sembra quasi che ci abbia messo sopra una croce addosso. Poi il futuro, io vedo che c'è potenzialmente un tentativo di ritorno, però vedi anche qua c'è una carta e due carte, forse uno dei due è troppo orgoglioso, forse uno dei due ha già deciso che anche se torna la cosa la farà in un certo senso solamente per il livello fisico, ma non per costruire qualcosa, perché infatti dopo c'è fedeltà che sembra che la cosa prenda piede, però ti vedo molto, molto giù di morale, molto giù, cioè praticamente questo ritorno è un fiammifero bagnato. Ci sarà una fiammata, però purtroppo che questa carta qua sembra quasi demolire il ritorno. Magari c'è qualche piccolo contatto, qualcosina, però in futuro ti vedo male, nel senso piangere, scusa, a livello sentimentale, non a livello. Poi vedo che c'è un cambiamento, un colpo di fortuna e, e qua sembra quasi che il ritorno ci sia, ma attenzione, io non direi che è lui. Io vedo qua una nuova figura importante, no, che ti sta guardando e tu una fortuna e anche aspetta i sospiri in mezzo a due carte fortunate, quindi sembra quasi che tu nel futuro cambierai attenzione verso questo signore e avrai il colpo di fortuna e arriverà una persona più grande di te che ti vorrà bene, un gran signore. È tutto ciò che non assomiglia al soggetto che abbiamo valutato in questa stesa. Quindi sarà sicuramente una persona che non conosce ancora. Quindi diciamo che se torna sono più spine che rose. Quindi Beatrice, sicuramente nel futuro incontrerai una persona molto valida che è una fortuna per la tua vita. E vediamo qua. Allora, allora, questa domanda è ricevibile da un lato perché hai messo Facebook, ti sei iscritta, ma non c'è il nome e la data di nascita. Vediamo se l'hai aggiunta dopo. Vediamo un po' se l'hai aggiunta. No, non l'ha mica aggiunta. Ci vuole la data di nascita e il nome. No, non l'ha aggiunta. Irricevibile. Andiamo avanti. E vediamo che c'è Giuseppe. Allora, Giuseppe è una domanda articolata. Giuseppe scrive da Face, ha messo dentro tutto, la data di nascita, il nome, la donna, tutto troppo articolata. Volevo sapere se trovo una donna per la mia vita. Vediamo un po' Giuseppe, che è del 58 e viene da Face. Vediamo un po' il nostro Giuseppe. Se... Questa è l'ultima domanda per il semplice fatto che abbiamo già fatto mezz'ora. Vi ricordo oggi 16:30 il The Garden sul canale.
Beh, Giuseppe, tu sei un gran signore, sembra che ti abbiano rubato di nascosto qualcosa che era tuo. Mm? Già. Ma guarda, sai, per il momento ricordiamoci che le sibille vanno massimo 6-9 mesi, proprio un colpo di fortuna 12. Quindi nel passato sembra che tu hai o aspettato o anelato una persona importante con cui avevi sicuramente qualcosa di importante e la stai forse aspettando ancora, però c'era qualcuno che si è messo di traverso. Poi nel presente vedo che c'è un'amica e tu sei molto, tra virgolette, disponibile, però attenzione che questa amica ha più amici, quindi stai attento. Nel futuro io vedo dei blocchi molto probabilmente con questa amica, vedo dei blocchi e tu che sei molto, come si dice, speranzoso, forse la idealizzi troppo e stai attenta perché ti farà piangere perché molto probabilmente potrebbe essere attaccato alla materialità. Il finale, come Giuseppe, ti vedo pensieroso, c'è una donna che ti attacca, malinconico, e poi molto probabilmente entro un anno dovresti incontrare, vedi, qualcuna che effettivamente vale la pena. Però diciamo che quell'amica con cui molto probabilmente in questo momento o fra poco incontrerai sarà una tipa che avrà più amicizie e vedo un blocco, ti scriverà niente di importante, ma diciamo che nel futuro molto probabilmente arriverà qualcuno di importante per te, ma non per domani. Adesso quello che incontrerai molto probabilmente sarà un fuoco d'artificio. Bene, cari amici, io ho fatto la mezz'oretta, vi ringrazio, vi ricordo che se volete un consulto professionale 20 euro 45 minuti, oggi il The Guard è sempre gratuito per noi, sempre su questa piattaforma. Ringrazio tutti e vi raccomando, a quelli di Face dovete iscrivervi a StreamYard, è gratuito e chiaramente mettere la data di nascita. Giuseppe chiaramente ringrazia. Vi ricordo anche che nel sito del capitano, questo qua, che ormai tutti conoscono, si possono scaricare più di 20 ebook di radionica radiestesia gratuita, ne hanno già scaricati 175.000. C'è anche una sezione shop dove si può ad esempio acquistare il ciondolo magico per 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, cari amici, penso di aver detto tutto. Vi ricordo ancora che la nostra Hilde oggi c'è alle 16:30, lo ripeto, 16:30, non dovete mancare se volete fare una domanda free. E niente, alla prossima. A domani sera il legale Marietta Veneziano 21:30 nella, come si dice, nella struttura che stiamo usando adesso.